Sono un po' emozionati, ma la prossima scena la faranno con più convinzione. Bene. Allora, la battuta di David, che ce la dici con un volume un po' più alto, è: stiamo sperimentando com'è che mettendo assieme degli elementi a caso senza alcuna regola si può arrivare a delle parole che hanno un significato. Non sembra che funzioni, Aurelio, perché qua abbiamo fatto delle cose un po' strane, non sono venute fuori delle parole vere e proprie. Oh oh. Bene, grazie, ci vediamo alla prossima scena. Non sembra che funzioni, invece mi sembra che funzioni anche abbastanza bene. Allora intanto buonasera a tutti voi da parte del Circolo Culturale Navarca, che ha organizzato questo incontro, un incontro piacevole con la insegnante di inglese Lucia De Giorgio, che non potevamo non tener conto di questa sua prima pubblicazione che lei ha fatto. Ed infatti Lucia Di Giorgio, io ho avuto modo di conoscerla diversi anni fa, perché anche mia moglie ha fatto l'insegnante, e devo dire che è una persona incredibile, perché prima di tutto è una mamma, ha fatto 4 magnifici figli, forse dopo anche arrivano qui, se non poi in ritardo, ma è insegnante qui nel plesso di Aiello e anche di San Vito da 21 anni, si insegna l'inglese, e poi è maestra, anche insegnante di danza. Abbiamo avuto modo come Circolo Navarca di ospitarla anche durante la festa delle Meridiane in più occasioni, e quindi ha un'energia incredibile. Ed è diventata adesso anche autrice di questa sua prima pubblicazione. E se devo definirla in gergo automobilistico, devo dire che è una Formula 1 proprio di prima categoria, insomma, no? Detto questo, quando ho avuto modo di prendere per le mani questo suo libro, mi ha colpito subito, prima di aprirlo, un paragrafo, il secondo paragrafo del retro di copertina. Fare teatro a scuola è un'attività potente che smuove, se non montagne, certamente molti rivoli della personalità dei nostri ragazzi. Rivoli che spesso restano nascosti, ma che l'esperienza del fare finta di permette di far affiorare. Ecco, mi hanno colpito moltissimo, Lucia, queste parole, perché effettivamente il futuro è proprio questi ragazzi che fra 20 anni, fra 30 anni, diciamo, sostituiranno le nostre generazioni. E oggi voi sapete che non è facile coinvolgere le persone, perché le persone tendono con i mass media a rimanere rinchiusi nelle... Prego, sì, di qua, che così manteniamo tutti la posizione. Il marito, ecco, facciamogli un applauso ai 2 figli di Lucia. Ecco qua, siamo arrivati al momento giusto. E dicevo che non è facile al mondo d'oggi, diciamo, coinvolgere le persone.
E il teatro in primis appunto nella scuola, permette a questi ragazzi veramente di coinvolgersi fra di loro, stare insieme, rispettarsi, anche al di fuori dell'ambito scolastico. Quindi il futuro è proprio, come partenza con queste piccole esperienze iniziali. Quindi Lucia, grazie per questo tuo impegno, che devo dire non è da poco, perché ieri che hanno fatto alcune prove questi ragazzini, Lucia non so come fa, insomma, no? Perché ha un'energia veramente incredibile a tenerli insieme, e lei, se non sbaglio, fa le recite per la scuola da oltre 15 anni. Quindi non poco, recite durante il periodo di Natale, e quindi potete ritenervi, ragazzi, veramente fortunati di avere una insegnante come Lucia De Giorgio. Io gli farei un bel applauso. Grazie, è troppo buono. Bene, allora lascerei adesso la parola a Lucia De Giorgio. Con lei c'è anche Emanuele Franz, che è la casa editrice, lui viene da Moggio, la casa editrice Audax Editrice, che dialogheranno fra di loro e sentiamo cosa ci racconteranno in merito. Grazie Aurelio. A te la parola. Grazie, buonasera a tutti, grazie Aurelio, grazie a tutti i partecipanti che sono molto numerosi, affiatati, felici, contenti, li vedo sorridenti e tutti curiosi di sapere di che cosa parla questo libro della Lucia De Giorgio. E come accennava Aurelio, io mi chiamo Emanuele Franz, sono venuto da Moggio Udinese, un po' più in montagna rispetto a qui, ma sono venuto molto volentieri in qualità di editore del libro della Lucia, perché pur avendo fatto tantissime pubblicazioni nell'arco di questi miei 12 anni di attività editoriale, raramente un libro mi aveva colpito così tanto, per diversi motivi, perché è un libro un po' speciale, un po' diverso. La Lucia è una persona che sa molto usare le immagini, i contesti scenografici, lo fa da una vita per passione, quindi l'immagine, immaginazione, l'etimologia di questa parola, immaginazione, la magia in azione, quindi è un fatto magico usare delle immagini, perché sono legate a dei tessuti emotivi che raramente altre espressioni pur nobili riescono a suscitare. Quindi questo mi ha parecchio colpito, quindi di voler scrivere usando degli scenari immaginativi. Questo è uno dei motivi. Poi io mi occupo di filosofia e di queste domande su che cos'è la vita da sempre, e sono, almeno nel senso comune, domande che vengono riservate fra virgolette agli addetti ai lavori, ai professori, ai filosofi, agli scienziati, a quelli che si interrogano su come è fatto il corpo, su come è fatta una cellula, sul perché noi siamo qui, e spesso appunto in questa nostra sensibilità crediamo che queste domande non siamo autorizzati a porcele, perché richiedono troppe competenze. Ecco, non è vero, la Lucia ha fatto qualche cosa di straordinario, l'ha portata questa domanda ai ragazzi, ai bambini, li ha fatti, come avete visto, li ha fatti mettere in scena qualche cosa di stupendo, con la semplicità con la quale i cristalli di neve si formano a partire da una differenza di stato, e questo è quello che ha fatto la Lucia. Non è vero che sono domande che noi non possiamo porci. La Lucia lo ha mostrato, che sono domande che dobbiamo porci e che soprattutto sono tanto semplici quanto vengono spontanee come un gioco. L'esempio che queste creature stupende, angeliche, hanno appena mostrato a noi è molto semplice, ma disponendo a caso delle lettere non viene fuori un senso compiuto. È come dire che la Divina Commedia, prendendo le lettere dell'alfabeto, si crei così, buttandole alle rinfuse, oppure delle lamiere, buttandole sotto la tempesta, creino un aereo.
Questo anche i bambini con questo gioco si sono interrogati sul fatto che loro sono belli interi, che pensano, sono grandi, hanno 2 braccia, 2 gambe. Cioè, questo libro invita a farci queste domande con questa semplicità, soprattutto invitando i ragazzi, facendole porre ai ragazzi che sono delle creature angeliche nel senso etimologico, anche lo vuol dire un messaggero. Sono più sapienti loro dei professori, secondo me, perché loro appunto non hanno tutta questa sovrastruttura che hanno i professori, che abbiamo noi che crediamo di aver capito tutto. Loro hanno capito tutto e il merito della Lucia è di aver dato a loro la parola. Ecco. Poi la Lucia, insomma, quest'opera qui è dedicata anche alla figura di uno scienziato fuori dalle righe che si chiamava Giuseppe Sermonti, recentemente scomparso, che anche lui si occupava di ragazzi, infatti aveva scritto dei racconti, delle fiabe per ragazzi, quindi lui era uno scienziato con una vita alle spalle di studi approfonditi, che non veniva meno nemmeno lui a questa sensibilità. Uno scienziato che la Lucia ha voluto onorare, citando gran parte dei suoi lavori, e soprattutto questo Sermonti era uno scienziato anche lui un po' fuori dalle righe, perché appunto si diceva e si chiedeva anche lui: ma la vita è veramente una cozzaglia di elementi che ha preso forma dal nulla senza un senso, o è un progetto? Ecco, quindi io quando la Lucia mi ha proposto il suo testo ho subito colto le potenzialità, soprattutto la semplicità del messaggio e le creature con le quali è stato realizzato, che già è una garanzia per me che un lavoro venga fatto con i ragazzi e per i ragazzi, è già una garanzia, ecco. Quindi sono io comunque a ringraziarvi di nuovo di tutto, e in questa serata cercheremo di capire meglio che cosa ha spinto Lucia a scrivere questo libro, qual è stato il suo percorso, soprattutto perché ha deciso di scriverlo, quali sono gli argomenti che esso tratta, di cui abbiamo avuto poco fa una meravigliosa anticipazione, e quindi ringraziando di nuovo voi tutti che siete venuti e auspicandovi una bellissima partecipazione, ripasso la parola alla Lucia. Grazie della bella presentazione. Piena di immagini efficaci, grazie veramente a tutti di essere presenti. Io avevo lanciato così l'idea di incontrarci qui proprio perché volevo presentare questo primo mio testo teatrale che è andato alle stampe, e quindi ho proposto ai veri protagonisti di essere presenti, e veramente io sono felicissima che proprio tutti abbiano aderito. Allora, noi ci siamo incontrati 2 giorni fa per rimettere un po' in piedi alcuni momenti così più significativi del lavoro, che però tutti voi come genitori avete già avuto modo, insomma, di vedere nella sua completezza lo scorso dicembre. Allora, io sono anni che scrivo testi teatrali, che non sono mai testi teatrali neutri, lo avete visto, insomma, perché c'è sempre un messaggio piuttosto forte, ed è sempre un messaggio che così richiama ad un'analisi del presente, un qualcosa che io cerco di fare con i miei ragazzi, cioè accendere in loro così questa luce del pensiero, anche del pensiero critico. Lo dicevamo anche con il preside Barison, che quest'anno ha dovuto ritornare, insomma, a Padova dove vive, e con cui avevo avuto modo appunto di scambiare queste idee, dicendo appunto quanto sia importante anche nei ragazzi porre queste domande, no, di ampio respiro, come da dove veniamo, qual è l'origine della vita, perché c'è l'amicizia, perché c'è l'amore, insomma tanti aspetti della vita quotidiana che magari così viviamo in maniera superficiale, ma poi se ci fermiamo a pensare in effetti, insomma, ci sono parecchie cose da dire. Così come avete visto, insomma, loro a un certo punto hanno capito che forse, no, tutti noi siamo un po' filosofi, possiamo esserlo se ci fermiamo a riflettere, e quindi questa riflessione si era già, insomma, capito già durante lo spettacolo, no? Immagino, cioè rimettere assieme il pensiero
il pensiero, la riflessione alla scienza, cioè collegare filosofia, se vogliamo, e scienza, perché sono due aspetti, insomma, della cultura, della nostra vita, che dovrebbero comunicare. E lo abbiamo visto che in passato i filosofi, cioè conoscenza e scienza, in passato coincidevano, è proprio una battuta che abbiamo detto. Perché in questa fase storica, insomma, noi rischiamo di finire verso una scienza che non è controllata da nulla, non è controllata dalla filosofia, dall'etica, dalla morale, no? Una scienza che diventa a sua volta quasi legge che non si può contraddire. E la figura di Sermonti è importante in tutto questo, perché è proprio capitato che io nella mia ricerca di dare un senso a questo lavoro per i ragazzi mi sono imbattuta proprio nel fatto che questo Giuseppe Sermonti, il famoso genetista, fosse proprio morto alla fine del 2018, quando io cominciavo a pensare a questo lavoro, che doveva essere appunto un lavoro diciamo anti-evoluzionista, cioè anti-darwiniano, perché quest'idea della derivazione scimmiesca dell'uomo a me è stata sempre un po' mi è sempre stata un po' stretta, sinceramente, ma noi nasciamo che già ci hanno detto che noi deriviamo dalla scimmia, per cui questa cosa qua sì, un po' è destabilizzante, no? Pensare, beh, ma forse non è vero, beh, ma se non è vero chissà cos'è, allora tu non credi nella scienza se dici una cosa del genere. E invece io ho trovato un filosofo e un poeta e non mi riferisco a te, scusa, ma a Sermonti, cioè uno scienziato vero, un genetista che la pensava come me, ma non credo solo lui, insomma. Quindi io ho sempre pensato che veramente proprio un vero scienziato, cercando nel profondo della materia, non può non arrivare a trovare qualcosa di più grande, cioè pur entrando proprio nell'intimo della materia, lì si trova qualcosa di più grande. Ecco, questo è un po' il senso. Quindi Sermonti è stato proprio una grande scoperta. Io l'ho scoperto nel momento in cui lui è passato dall'altra parte, diciamo, e l'ho fatto mio proprio il suo pensiero, il suo messaggio. Tra l'altro lui appunto era nato nel 1925 a Roma, è morto nel dicembre 2018, era stato proprio genetista, aveva studiato la genetica dei microorganismi industriali, quindi proprio sì, un grande scienziato, ostracizzato, cioè la comunità scientifica proprio per queste sue idee che erano antidarwiniste lo aveva estromesso un po' dalla comunità scientifica, però ha portato avanti, è stato direttore della rivista di biologia per tantissimi anni, ha lavorato a Palermo, a Perugia, a Mosca, insomma è stato veramente un grande scienziato, meno conosciuto di altri ovviamente. Allora io proporrei in quest'attimo di invitare Darwin, appunto, facciamo un applauso a Darwin. Qua in scena, e i suoi scienziati per la seconda scena. Adesso mettete il vostro cartellino, il cartellino di riconoscimento. Tutti gli scienziati a rapporto. Sì, nel libro poi si vede nell'indice, no, dei vari personaggi, perché il libro è stato poi scritto in modo da essere messo in scena anche da chi non l'ha mai visto, cioè è un testo teatrale ovviamente fatto per essere rimesso in scena, per cui ci sono tutti i dettagli proprio della ricomposizione del testo sul palcoscenico. Prego. E volevo dire ancora una cosa, scusami. No, volevo dire lo scienziato pazzo, perché c'è lo scienziato pazzo dove c'è scritto uno scienziato la cui fede nella scienza è cieca, quindi la scienza e la tecnologia che sono lanciati proprio al massimo livello. Passa di là, scienziato, un po' di là, un po' più di là. Bene, vieni avanti, prego Darwin. La storia delle specie sulla Terra è una storia di cambiamenti continui e di evoluzione. E l'uomo non è da meno. Scimmia
antropomorfe, Australopiteco, Homo habilis, Homo erectus, Homo di Neanderthal e Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Che triste storia. Il destino dell'uomo è di evolversi sempre di più. Progresso, progresso, dall'uomo sapiens sapiens all'uomo cyborg. Fermatelo, vi prego! Ho come l'impressione che tutta questa evoluzione stia portando l'uomo contemporaneo indietro, molto indietro. Eppure ci sono delle costanti in natura, non è vero che è tutta in evoluzione. Bazzecole, senza l'evoluzione saremmo ancora a vivere appesi ai rami. Oh no, ancora la scimmia no. Darwin, la smetta, guardi che cosa sta facendo il povero Sant'Agostino. Allora, adesso intervengo io un attimo perché la battuta era molto lunga ed è il momento, questa era proprio un brano ripreso da uno scritto più lungo ovviamente di Sermonti, il quale dice: vi siete mai soffermati a vedere i gabbiani sospesi nel vento? Se tutti gli esseri della terra scomparissero e restassero solo i gabbiani e magari i pesciolini per la loro alimentazione, pensate forse che dai gabbiani, dopo milioni di anni, rinascerebbero gli animali che popolano la terra? E anche l'uomo, o forse persino rane, farfalle e pesciolini? E seppure i gabbiani scomparissero, riuscite a immaginare che i pesciolini del mare, per graduali trasformazioni, darebbero origine a nuovi gabbiani? Dunque, cosa vuole dimostrare con questa storiella? Voglio dire che l'uomo è un essere originale e quindi non proviene da nessun'altra specie. Magnifico! Fantastico! Perfetto! Non sono d'accordo. Allora risponda a questa domanda. Perché la mosca non è un cavallo? Ma che domanda è? Guardi Darwin, per non sembrarle provinciale, glielo dico anche in inglese. Why is a fly not a horse? Why is a fly not a horse? E Why is a fly not a horse è il titolo di uno dei testi di Giuseppe Sermonti che poi è stato tradotto con Dimenticare Darwin proprio. Grazie per questa stupenda seconda rappresentazione, grazie Lucia. Tra l'altro una cosa che appunto colpisce, per quanto comunque breve sia questo testo, in realtà è molto grande perché colpisce la ricchezza di personaggi citati, no? Personaggi Agostino, Talete, Darwin, Copernico, no? Fibonacci, la serie, insomma ha un dono, no? Della sintesi. Questo lavoro di far dialogare personaggi appartenuti a epoche differenti, secoli differenti, perché con quelle due battute, no, riescono a dire tantissimo, no, a incarnare un po' un tipo di personaggio e tutto in questa scena che coinvolge millenni in realtà in pochi minuti. Ecco, e questo è un dono immaginativo e scenico non da poco. Ecco, le radici. Queste sono le radici, ma il dialogo sul futuro, ecco Lucia, volevo chiederti, queste sono il patrimonio culturale da cui noi veniamo, no? Ma il futuro che cosa ci riserva? Cioè nel tuo libro Lucia o comunque nella tua ricerca, come vedi il futuro? Perché questa tendenza oggi sì, a non porci più queste domande, no? Tu hai fatto un nobile gesto che io spero che ascoltino sempre più persone, cioè questo invito a dubitare anche del fatto che non siamo solo un insieme di cocci.
Però ecco, un invito al futuro, comunque per tornare sulla parola futuro del titolo del tuo lavoro, che il titolo di un libro è metà dell'opera, si può dire, no? Quindi io ti chiederei di spiegare comunque la speranza per te. Per tutti noi, insomma, soprattutto per i nostri ragazzi. Beh, l'ho spiegato un po' prima dicendo appunto che Dialogo sul futuro vuole essere proprio un augurio a che attraverso la riflessione riusciamo tutti ad essere un po' più critici sulla realtà che ci circonda e soprattutto io auspico che si riesca a ritrovare questo legame, questo sentiero che è stato interrotto tra scienza e morale, cioè tra le grandi potenzialità che ormai stanno anche diventando realtà della scienza, che si fa tecnologia, che si fa dogma, questa è la parola, una parola un po' difficile per loro, ma insomma comunque che si fa qualcosa che non si può contraddire. Una situazione che è molto attuale, questa di una tecnologia che è pervasiva, che condiziona le nostre vite e non è al nostro servizio, siamo noi al servizio della tecnologia. Quindi io auspico proprio questo, riuscire a riportare la riflessione, riportare anche il senso del bene e del male diciamo nella ricerca scientifica e soprattutto nella sua applicazione tecnologica. Questo è quello che io mi sento di dire e che sento profondamente, ecco. Noi in questo spettacolo poi ci abbiamo riso sopra, no? Perché tecnica e il prossimo passaggio nel progresso sarà l'uomo cyborg, l'uomo dalle capacità aumentate. Beh, questo è qualcosa che si sta facendo realtà, per cui ecco, qui c'è da riflettere molto secondo me per il futuro, quindi secondo me la cosa importante è essere vigili su tutto questo e non subire quello che sta avvenendo, ecco, quindi il senso critico e la vigilanza nel senso migliore del termine. Radici insomma sono le radici profonde. Quali sono le radici? Il proprio territorio, i propri amici, la propria famiglia, che non è qualcosa che esclude l'altro, anzi più sappiamo dove siamo, cosa facciamo e chi siamo, più possiamo dare agli altri, più siamo sradicati, più siamo in balia del mondo e degli altri. Ecco, questo è un po' il senso. A proposito di filosofia, adesso dicevamo insomma che la filosofia è vita, sicuramente, cioè tutti siamo un po' filosofi nel momento in cui ci mettiamo a riflettere su noi stessi, sugli altri, sulla realtà. Allora facciamo ancora un piccolo momento scenico. Io chiamerei Sermonti e anche Socrate con la sua arte maieutica. Scusate, tornate indietro e partite da là, grazie. Socrate, prego, tirate giù la mascherina. Mi scusi, Sermonti, vero? Dice a me? Sì, certo, sono io. Mi scusi, volevo rispondere alla sua domanda. Perché la mosca non è un cavallo? Sì, Prego. lei dice che la mosca non è un cavallo? Sì, E perché lo dice? perché le forme tipiche della natura hanno leggi interne di composizione. E dunque queste leggi interne? Queste leggi interne non dipendono dall'evoluzione, ma mi scusi, non doveva essere lei a rispondere? Beh, vede, io sono Socrate, a me piace fare così. Ecco, sì, in effetti questa sottile ironia tipicamente socratica fa venire in mente altre domande altrettanto profonde. Lucia, tu citavi una sorta di redenzione della scienza, cioè in quanto lei si riappropri di una moralità che soprattutto nel XX secolo sembra aver abbandonato. Abbiamo esempi nel 1900 di cose insomma
che è difficile anche pronunciare, di quanto la scienza sia arrivata, insomma, a sacrificare la morale per un profitto o per altri vantaggi. E ecco, oltretutto io volevo farti due domande, cioè la scienza, che vedo che comunque lasci sempre aperta la battuta sullo scienziato, un po' con questo sarcasmo, così a mettere in dubbio, insomma, la figura dello scienziato senza morale. Ma volevo appunto chiederti, quando lo scienziato si redima o trovi appunto in se stesso una morale, anzitutto spiegaci qual è questa morale, cioè quali sono i valori che lo scienziato deve avere per recuperare la sua positività, e quindi se deve essere al servizio, naturalmente ci si auspica della conoscenza. Quali sono secondo te i valori di uno scienziato che tu reputi moralmente positivo? Poi, se posso farti due domande in una, così poi mi rispondi, è: una volta che lo scienziato si è, fra virgolette, è purificato, tu come vedi il senso del mistero? Cioè, rimarrà sempre aperto un senso dell'imperscrutabile, o lo scienziato positivo arriverà a una conoscenza che spazzerà via ogni mistero? Sono domandone, ma cerchiamo. Qualcuno mi dà una mano. Ma no, ma spiegalo in termini semplici e non pervenire a nessuna risposta, così ce ne sono più domande. La pretesa ci mancherebbe. No, allora, no, la questione è questa. Lo scienziato, la scienza dovrebbe rispettare la vita proprio in tutte le sue forme. Credo che in questo momento non lo stia facendo. Non sono neanche in grado di approfondire, non voglio farlo, non voglio avere quella presunzione assolutamente, però penso appunto che ecco, diciamo così, rifacciamoci a Sermonti. Sermonti diceva che noi siamo, che il progresso, questo progresso materiale, questo progresso tecnico porterà alla disumanizzazione. Lo diceva lui, lo dicevano tanti altri pensatori anche prima di lui, e quindi noi dobbiamo recuperare proprio il senso della vita e del sacro nella vita, soprattutto il sacro. Io adoro questa materia e... No, ma non serve. Dai, sì. No, volevo solo dire che potrebbe essere molto semplice anche una risposta se ritorniamo al discorso che hai fatto prima. Uno scienziato per così assolversi da questa distanza che sta prendendo con la vita, no? È proprio il ritorno alle origini, alle proprie radici. Quindi sempre tenere in mente da dove si è nati, da dove si parte, tutto qua. Grazie del contributo, e soprattutto ecco, il senso del sacro. Io credo che si stia perdendo un po' questo, e quindi un ritorno proprio all'origine. Beh, c'è anche da dire che appunto nell'antichità non c'era quella frammentazione, quell'iperspecializzazione. Oggi abbiamo il fisico della materia che si occupa di quell'argomento lì, poi abbiamo una ipersettorializzazione, no, che ha fatto a pezzi il sapere, no? Cioè, forse mi auguro che tu preveda anche, no, una maggiore, dietro la parola sacro che stai usando, che ci sia forse un abbracciare, ecco, tutto questo, ecco. La ipersettorializzazione poi di matrice analitica anglosassone proprio, quindi torniamo anche al tema, per non essere troppo provinciali, lo diciamo anche in English, no? Adesso questo inglese che pervade il nostro linguaggio, anche lì io insegno inglese, però proprio per quello ho quella sensibilità e dico, se possiamo usare parole italiane usiamole. No, dopo mi risponderai anche sul senso del mistero no, però per dire, siccome nella scena mi sembra che ci siano, come traspare un po' che ci sono i buoni e i cattivi quasi, no? Comunque, cioè, ecco perché sembra che il cattivo qui in questo libro sia Darwin, no? No, non è vero, perché Darwin alla fine si redime, vero? No. Dice, io non pensavo che fosse questo, perché diciamo il senso è fare qualcosa che non sia sempre per un motivo utilitaristico. Ecco, la scienza non deve essere fatta per motivi utilitaristici, cioè perché deve raggiungere uno scopo poi materiale alla fine.
fine è sempre quello del profitto, no? La sua applicazione tecnologica arriva sempre poi al profitto, ma deve essere un qualcosa fatto anche oziosamente. Infatti c'è il famoso esempio di Sermonti del pentazzurro, no? Il pentazzurro che cinguetta solo, che dà il suo miglior canto non quando deve catturare una preda, anche se è un piccolo uccellino, non quando deve corteggiare l'amata, non quando deve cercare cibo, ma semplicemente quando sta lì sul ramo. Quindi l'esempio è proprio quello: fare qualcosa per il piacere di farlo, senza avere uno scopo, senza avere un'utilità, un qualcosa in cambio. Io sarei pronta. No, ma io aggiungo solo qualche breve considerazione, perché poi se uno volesse approfondire emerge molto dentro al testo anche il concetto della bellezza, no? Che è un concetto chiave, no? Viene citata anche la successione Fibonacci. Io ho letto l'opera di Darwin, L'origine delle specie, no? Aveva forse qualche merito quello dell'autocritica, cioè un capitolo della sua opera in cui si fa una corposa autocritica, Darwin, e dice: ci sono dei buchi in questa teoria, non mi tornano alcune cose, ma sono convinto che questo dipenda dall'avanzare della scienza. Fra un secolo, dice, sarà tutto spiegato. Il problema è che sono passati 150 anni e ancora tantissime cose non sono state spiegate. Non da ultimo alcuni fattori del corpo che sembrano inutili o degli orpelli, invece si è scoperto che hanno delle funzioni ben precise. Cioè, non tutto viene prodotto secondo questa teoria di Darwin della selezione. Oggi stanno cercando un po' c'è il neo-darwinismo che sta cercando di superare, però in effetti i buchi rimangono, sono tanti, e uno di questi è come spiegare la bellezza, il fatto che ci sono delle strutture che risultano belle all'occhio e che rispondono a proporzioni specifiche, no? Infatti lo sa Fibonacci, è vero? Vediamoti. Fai vedere il tuo cartellino bellissimo che l'ha costruito da solo, seguendo proprio anche in parte la proporzione aurea di Fibonacci, no? Che come faceva? Come entrava in scena? 1 più 1. 1 più 1 2, 2 più 1 3, 3 più 2 5, 5 più 3 8, 8 più 5 12, 13. E la battuta successiva di chi era? Ma sta dando i numeri? E poi? Non credo proprio. Sta creando una serie in cui ogni numero è la somma dei due precedenti. Esatto, e questa proprio risponde alla proporzione aurea, no? Cioè due lunghezze diverse che però tra loro hanno una proporzione che permette proprio di esprimere il senso della bellezza, e questo si trova in natura, si trova nell'arte, no? Soprattutto nell'arte greca. Sì, adesso io volevo invitare a fare l'ultima scena che avevamo pensato l'altro giorno, e credo che sia compito di Alessandro. Prego, stando al posto naturalmente, vi dovete solo alzare. Però io non ci ho capito niente. Di cosa? Boh, quella domanda strana, perché la mosca non è un cavallo. Beh, potresti sforzarti un po', però. Io ho capito che ci sono alcune cose impossibili da vedere, ma che si possono solo immaginare. Vi immaginate un mondo governato dagli scienziati? Sì, bellissimo! Ma sei matto? Boh, ma alla fine, tra filosofi e scienziati, chi ha vinto? Sicuramente gli scienziati. Uffa, tu vuoi sempre vincere. Sapete cosa penso? Cosa? Che non ha vinto nessuno. Così? No, ma nel senso che filosofi e scienziati dovrebbero lavorare assieme Aiutarsi a vicenda ed ascoltarci. E scoprire quali sono le nostre radici. E la logica che regge il mondo. Sant'Agostino direbbe che è una logica di bellezza e di armonia. Anche Fibonacci lo direbbe sicuramente. E anche Aristotele. E
che Sermonti. Questo è sicuro. Quindi proprio una logica di bellezza e di armonia. Ecco, quello che ci avete dato anche voi, che siete stati bravissimi, che vi siete ricordati le battute, insomma il testo non era facile, devo dire. Io lo proponevo mentre lo costruivo anche alla mia famiglia. Io poi scrivo qua anche un ringraziamento, perché i miei travagli creativi di solito a casa, insomma, io mi chiudo e sono nervosissima quando creo e scrivo, poi propongo quello che scrivo al vaglio e di solito abbiamo degli scambi un po' accesi, perché sì, e poi dice no, ma questo linguaggio è difficile, dicono no, ma vedrai che ce la fanno, poi loro capiscono, poi ne parliamo assieme, poi mi fanno domande, insomma il testo poi lo abbiamo costruito un po' anche assieme. Quindi grazie ragazzi, siete stati bravissimi, veramente, grazie a tutti. Io ancora una cosa devo dire, perché ho qua i libri, scusami, che voglio regalare a ciascuno dei miei alunni attori che sono stati i primi a metterlo in scena, e quindi ho piacere che abbiano a casa, insomma, un ricordo di questo bel lavoro che abbiamo fatto assieme e che poi avremmo potuto fare anche, avremmo dovuto fare alla rassegna regionale del Teatro della Scuola di Fiumicello, ma poi insomma sappiamo come sono andate le cose, anche poi a Palmanova l'avremmo potuto fare a dicembre, ma ormai è tutto sospeso. Però non è detto che non veniate convocati quando siete più grandi. Vabbè, bene, grazie. Allora io non so se Emanuele voleva dire ancora due parole, poi io passerei a chiamare uno alla volta per consegnare il libro. Sì. Con tutto il cuore. Lucia, grazie ancora per questa stupenda serata che hai realizzato, grazie ad Aurelio per l'ospitalità. Lucia, non tenerci sulle spine, raccontaci solo 30 secondi se vuoi scrivere ancora qualcosa, se scriverai ancora qualcosa, su che argomenti, perché non ci puoi mica lasciare così. È vero. Allora comunque intanto ringrazio tantissimo Emanuele Franz, perché veramente ha avuto la sensibilità. Io quando ancora stavo costruendo il testo gli ho fatto capire che cosa avevo in mente e lui mi ha detto subito beh, ma questo è da pubblicare, anche perché lui poi aveva pubblicato testi su Darwin, diciamo antievoluzionisti, un bellissimo testo sull'albero che si intitola, aiutami, le basi esoteriche della microbiologia. Questo è quello ma quello sull'albero, il frattale. Per una metafisica dell'albero, dove si parla proprio dei frattali, che sono appunto queste figure geometriche che si ripetono all'infinito, no? E quindi hanno comunque una grande importanza per capire l'armonia del creato, ecco. Quindi io concluderei dicendo appunto l'armonia del creato è ciò a cui dobbiamo guardare in questa fase storica, secondo me, per recuperare proprio il senso del sacro e della bellezza. Bene, grazie ancora. Allora io vorrei chiamare uno per uno i ragazzi e dopo do la parola a te, o fai... No, dico due parole di conclusione. Bene, allora abbiamo assistito a questa bellissima rappresentazione dei ragazzi, sono stati veramente bravissimi, continuate così, che vi farà sicuramente tanto bene, quindi grazie della vostra partecipazione anche ai protagonisti, ad Emanuele Franz che è venuto giù da Moggio come editore, ma in particolar modo a Lucia De Gregorio, e un applauso. Fermi tutti, è l'emozione. Leggi bene. De Giorgio. E cosa ho detto? De Gregorio. De Gregorio. De Giorgio. Sì. Vedete? Dico ancora una cosa, allora se me lo permetti, no? E questo è un libro che assolutamente dovete prendere, abbiamo l'occasione di avere la sua autrice, perché me l'ha dato anche a me, con una dedica, con affetto e stima. Buona lettura Lucia, e mi auguro che tutti voi lo possiate acquistare a 10 euro, c'è anche lo sconto per oggi, e così vi fate mettere da lei anche questa bella dedica. Grazie Aurelio è un commerciale, quindi queste cose non le può non fare, però io ho piacere di regalare il libro ai miei ragazzi, e vorrei anche fare un grande ringraziamento alle mie colleghe meravigliose che sono Betty, Erta e soprattutto Rita, che adesso ha la sua bimba in braccio,
la mia veramente meravigliosa collega Rita, senza la quale non si potrebbero fare, diciamo, completare gli spettacoli, perché è lei che cura il coro, che scrive dei bellissimi testi proprio delle canzoni, magari io poi glieli emendo, cioè glieli critico, dobbiamo cambiarli, però insomma comunque lei è sempre molto disponibile, guai se non ci fosse, è proprio una bellissima accoppiata, diciamo, no? Bene, esatto, grazie veramente di essere venuta. E ancora una cosa, sì, io ho in mente un altro lavoro, però la realtà mi ha un po' anticipata e il tema doveva essere virtuoso virtuale. Vedremo cosa viene fuori. Adesso ho un po' più tempo perché quest'anno per dicembre, insomma, ci metteremo così, sospenderemo, ecco, un attimo i lavori teatrali, ma appena ci sarà l'occasione spero, insomma, di riuscire a costruire anche questo nuovo testo. Bene, allora adesso io vorrei chiamare, adesso a caso, così non sono in ordine alfabetico, vediamo, apro il primo, sull'attenti, mi raccomando, a Noemi, sì, vieni. Resta qua Noemi, grazie. Resta qua, restate qua vicino. A Nina. Noemi che impersonava Galileo, Nina che ha impersonato Socrate, cioè così perché mi cadono. Poi vediamo a Jonathan, il nostro Talete. In principio era l'acqua. Avete tutti la stessa dedica, la leggo alla fine, a Paolo, il nostro Planck, a Miriam, e a Noemi. Sono due Noemi, una ha il cognome puntato. A Kimberly, e Noemi era Copernico, Kimberly Sant'Agostino. A Matilde, il nostro Democrito. Prego. A Martina, che ha impersonato Sermonti, meravigliosamente impersonato, grazie. A David, il nostro Fibonacci. Peccato non vederli di nuovo con i loro costumi che erano meravigliosi, però tutti ve li ricordate, poi abbiamo il video anche dello spettacolo, no? Quindi insomma. A Christian, il nostro Platone. A Michele, il nostro Pitagora. E alla fine grazie. A Enea, il nostro grande Darwin, bravissimo. Ad Alessandro, Newton. A Eugland, il nostro magnifico scienziato lanciato verso il futuro. E last but not least, così si dice, vieni Gabriele, il nostro Aristotele. Allora, con l'augurio, quando crescerete, studierete anche filosofia alla scuola superiore, al liceo, di approfondire proprio il vostro personaggio. E adesso avevo piacere di leggervi la dedica, che ripeto è uguale per tutti, e dice: a tutti voi, per ricordare che il caso non spiega le bellezze del creato. Grazie di cuore, vi voglio bene.